Si è svolta stamani a Porto Empedocle una manifestazione di protesta contro i centri di accoglienza organizzato dal locale comitato sorto per tale fine, a pochi giorni dalla chiusura di una residenza per minori ubicata in pieno centro storico tra la via Genuardi e la via Colombo. Presenti all'evento anche la fondatrice del movimento Diventerà Bellissima, onorevole Giusy Savarino, in rappresentanza del candidato alla regione Nello Musumeci, il parlamentare regionale dell'UDC di Cesa, il canicattinese onorevole Gaetano Cani, e i rappresentanti di alcuni comuni, tra cui quello di Siculiana. In testa al corteo il sindaco pentastellato della città marinara Ida Carmina e in rappresentanza del comitato Alfonso Lazzara, commerciante empedoclino. Stiamo manifestando perché siamo contrari a questa politica governativa che fa accoglienza tout court senza fare integrazione allo stesso modo. Io ritengo che sia sbagliato prendere 60 ragazzi, mettere dentro un appartamento e farne dei polli da batteria. Io ritengo che, essendo questo paese un paese di accoglienza, noi non siamo assolutamente, né come ci vogliono descrivere, né razzisti né assolutamente contro i ragazzi di colore. Noi siamo gente che vuole accogliere, ma accogliere con le giuste regole, con la giusta normativa. Noi siamo per un'accoglienza a piccoli gruppi, noi siamo per l'integrazione nelle parrocchie, nel tessuto sociale della società, come è sempre stata a Porto Empedocle. A Porto Empedocle esiste una nutrita rappresentanza di gente che viene dai paesi nordafricani che si sono perfettamente integrati. E allora, se l'accoglienza è fatta con i crismi che bisogna avere per fare solidarietà, noi siamo d'accordo alla solidarietà. Porto Empedocle, anche se il centro è stato chiuso, il senso di questo evento. Ma perché in realtà non era contro il centro in particolare, per quel che riguarda il centro c'era un problema di logistica, cioè di posto e anche di sicurezza, noi ci lasciava molto perplessi, ma il problema è manifestare contro un sistema che vede le comunità locali subire passivamente decisioni imposte dall'alto sulla base di semplici pareri tecnici, senza che le comunità possano esprimere alcuna valutazione né in merito al sito né in merito all'opportunità. Qua tutti sanno che Porto Empedocle vive un momento particolare, io sono stata in prefettura per la questione della mobilità dei lavoratori Italcementi licenziati, c'è in atto una procedura di raffreddamento per gli operatori ecologici non pagati da 6 mesi che minacciano, già lunedì faranno un sit-in di protesta per 2 ore, minacciano lo sciopero con evidenti problemi di carattere sanitario. C'è una gravissima crisi occupazionale in corso. Noi stiamo cercando di mantenere a galla questo paese con enormi sforzi e sacrifici. In tutto questo l'apertura di questo centro laddove c'è nel pieno del contesto sociale, in un contesto sociale ad alta tensione, davvero è stata inopportuna. Anche l'onorevole Savarino per Diventerà Bellissima oggi accanto ai cittadini di Porto Empedocle, come mai? C'è una grandissima necessità, la necessità è quella di coordinare questo flusso e questa gestione degli immigrati, anche con una gestione dell'accoglienza. Per questo con Nello Musumeci abbiamo pensato che il primo atto che lui farà da Presidente, se i siciliani vorranno eleggerlo, sarà quello di chiedere a Roma di essere designato commissario per l'emigrazione, proprio perché lui vuole dare una regia. Non è possibile che in alcune realtà piccole, oggi Porto Empedocle, ieri Siculiana, alcuni alberghi vengano smantellati per diventare centri di accoglienza, hotspot, che sono arrivati ad occupare anche 400 immigrati, e non è possibile che sia tollerata una realtà piccola come Siculiana di 4.600 abitanti o come Porto Empedocle che ha tanto investito sul turismo, sul Vigata, sulla storia, su un richiamo a Camilleri, poi gestisca una situazione così esplosiva proprio nel centro storico. E allora ha bisogno di una regia politica questa accoglienza, non può essere soltanto demandata ai cittadini, perché poi può diventare esplosiva, e allora è bene che la politica se ne occupi e non rimandi sine die. Io sono qui per segnalare la nostra vicinanza del Movimento di Diventerà Bellissima e di Nello Musumeci ai cittadini di Porto Empedocle come simbolo
perché oggi è Porto Empedocle, ieri era Siculiana, domani può essere un'altra realtà.